Amici di Venezia Channel, oggi sono qui, sono in un posto incantevole con un panorama qui davanti a noi stupendo. Sono per presentare un cuoco, un giovane chef che mi ha colpito perché sono stato qui da lui a trovarlo qualche giorno fa e oggi ci facciamo dire chi è. Nome e cognome. Buongiorno a tutti intanto, sono Davide Di Rocco e ho 35 anni. 35 anni, quindi appunto uno dei giovani cuochi chef emergenti e anche un po', come dire, ormai sono tutti emergenti. Ormai siamo tu tutti sei emergenti. già emerso, direi. Beh, speriamo, dai, qualcosa deve essere arrivato per forza, perché sennò... Siamo al Fuel in Prato della Valle. Fuel Padova. è un bellissimo posto. Prato della Valle, quando diciamo Prato della Valle sappiamo che è Prato. Ma sai quando, cosa Dai. mi succede molte volte? Che leggono Fuel in Prato e tutti mi chiedono: ma ti sei trasferito in Toscana? Perché poi non si va avanti, no? Sai quante volte mi è capitato? Quindi Fuel in Prato della Valle, naturalmente a Padova. Prato della Valle è frequentatissimo anche dagli stranieri che vengono a Padova, qui siamo vicinissimi al Santo, una città internazionale come Padova, e quindi possono venire ad assaggiare una cucina tua che è, com'è la tua cucina? Internazionale o locale intanto? Intanto la definirei più che altro locale, un locale rivisitato, leggermente un po' più, per rendere un po' più moderno i piatti di una volta. Quindi in qualche modo sei anche una persona che va a scoprire, che va a ricercare prodotti per poi assemblarli ovviamente nella tua cucina, giusto? Esatto, anche perché come dicevi te prima, il cliente straniero che viene vuole mangiare prodotti del territorio e quindi una fetta del mio menù è inerente al territorio. Non posso dire chilometro zero perché qua in Prato non si pesca niente, però comunque ma poi inerente il anche chilometro zero è un po', direi, superato, nel senso che Sì. noi dobbiamo prendere le qualità, le eccellenze che ci sono nel territorio italiano, qualche chilometro in più non ci fa certo male. Esatto. Volevo tornare indietro sulla tua biografia. Io ho letto che tu hai passato ovviamente per arrivare qui numerosi altri cucine di altri chef. Certo. E volevo che mi raccontassi una cucina in particolare che ti è piaciuta o uno chef in particolare tra i tanti appunto che hai conosciuto. Ecco qua, dopo questo video qua sarò Tu devi tagliato. Allora, intanto io arrivo da Robbio e ci tengo a dirlo questa cosa qua. E No, ma Robbio dov'è, scusa? Robbio è in provincia di Pavia, ok? Patria del riso, va bene? E da lì poi sono andato a fare l'alberghiero a Varallo Sesia. Era un'istituzione una volta, tu pensa che era un vecchio albergo, quindi le classi erano delle stanze, però tu lavoravi e studiavi già in un albergo. Dirti un posto per non fare scelte azzardate rispetto uno all'altra, mi sono trovato bene con tutti. Ovviamente poi c'è il lato umano che lega un sacco, quindi con Alessandro Breda al ristorante Gelius, io con lui, cioè, non posso dirti che, e non posso negarti che c'è un legame molto particolare. Tanto che ricordiamo a Oderzo con una stella trovato anche Michelin, lì, è un bellissimo locale, è un ristorante location, con un museo dentro. Esatto. E al di là dell'architettura del locale, lui come persona mi ha legato, abbiamo legato un sacco, capito? Infatti mi ha anche contattato per andargli a fare un'apertura in Belgio, che tu saprai, no? E lì la cucina mi ha preso in mano molto di più, capito? Perché ero a fare il secondo in prima linea, i suoi piatti sono molto coccolosi, molto morbidi, non ci sono gusti molto particolari, quindi ci siamo trovati anche in sintonia anche su quello, oltre al lato umano anche sul lavoro. Bellissimo, quindi in questa intervista facciamo due recensioni, oltre al Fuori in Prato anche il Gelius. Mi hai chiesto, non potevo. È bellissimo secondo me questa cosa qui, perché poi fra di voi sì, c'è una sana, diciamo, competizione, ma ci sono anche amicizie molto, Esatto. molto belle, insomma. Oltre al lavoro c'è anche il livello personale che è molto influente su questo lavoro. Io mi calerei un attimino sulla tua cucina. Sì. Quindi in qualche modo vorrei che raccontassi, ovviamente in sunto, quali sono i tuoi capisaldi. La tua cucina penso che abbia una filosofia dietro, abbia, come dire, dei punti di partenza e di arrivo. Certo, beh, come tutte le cose tu devi essere te stesso in tutto e per tutto, se no manca quel tocco personale. Quel tocco personale. Tu puoi copiare, puoi vedere, ma se manca la tua interpretazione di quello che hai visto, tutta la filosofia viene a mancare. Quello che faccio io è interpretare magari cucine tradizionali, tipo adesso ho alcuni piatti della tradizione, tipo il petto di faraona con la salsa peverada è trevigiana, ovviamente l'ho interpretata in maniera mia,
il dolce che facciamo qua è la pazientina, che è un dolce padovano, si presenta solitamente in torta. Noi l'abbiamo presentato come dolce al piatto, una mousse con un gelato, riprendendo sempre tutti gli stessi ingredienti. Quindi rivisitare non vuol dire stravolgere, vuol dire rendere tua quella ricetta, ok? Metterci quel tocco in più che secondo te migliora o esalta questa tipicità. Ma infatti credo che un po' un aspetto che spesso viene trascurato è il fatto di pensare che uno chef si mette lì, c'è la ricetta e fa. In realtà c'è molta ricerca dietro sulla magari ricetta di partenza, Esatto. e poi, come dicevi tu, smontare, rivedere gli ingredienti e capire tu cosa potresti metterci in quella ricetta, in quel piatto. È vero, perché tu pensa che nella vita di un piatto, nell'arco di tempo di un menù, cioè noi cambiamo i piatti ogni 3 mesi, seguendo la stagione, poi Certo. in base anche alle Ormai le stagioni provviste che sono si un po' trovano, esatto. Quindi anche i piatti vanno un po' dietro a tutto questo. Cambia, mutazione in continuo, anche perché magari o si fanno corsi o vedi, oppure così non ti piace, allora continui a cambiare finché non trovi la tua vera interpretazione, l'equilibrio del piatto, che secondo Che è me diverso poi da ognuno di voi. Perché... Ovvio. Io ad esempio curo molto il lato estetico e quindi ci tengo a questa cosa qua, e finché a me esteticamente non piace, perché sul gusto non ti dico che posso essere sicuro, però Qui mi vieni veramente incontro, perché io il lato estetico è la cosa. Io dico, se una cosa è bella è anche buona. Cioè non ci può essere tanto impegno nel fare una cosa bella e poi non farla buona. Quindi veramente mi viene incontro, perché il lato estetico già mi dà una mezza verità sul piatto, poi assaggiandolo mi completo nel giudizio, però il lato estetico è bello. Però quante volte trovi una cosa bella e dici, la metti in bocca e ti cade un palco? Capita? Poche? Vabbè, sono punti di vista, dai. Sono esperienze magari. Nel senso che io credo che l'impegno sia la cosa preponderante in piatto, ma in tante attività, e quindi l'impegno nel creare un giusto equilibrio, colori, disegno del piatto, eccetera, ci debba essere poi per forza anche nel lato, come dire, realizzativo del gusto, altrimenti uno direbbe sì, ho fatto una bella cosa, poi vado a assaggiarla e certo, poi è sempre, sai, voi stessi, no? Chiaro, poi è sempre tutto sempre soggettivo, no? Certo. Tipo come l'arte, un quadro a me piace, un quadro a me non piace. Parliamo un po' dei tuoi clienti, come vedono i tuoi piatti, questo lato, appunto, questo bilanciamento tra lato artistico del piatto, bellezza e qualità invece anche nel gusto. Non posso negarti che fino adesso ho avuto sempre comunque continue conferme anche da parte dei nostri clienti, che apprezzano sia la parte visiva che gustativa, no? E quello che ho detto poc'anzi, anche loro l'hanno riscontrato molte volte, dove dici ci sono tantissime realtà dove ti cade un palco appena lo metti in bocca. Quindi invece qua, bene o male, essendo anche un gusto morbido, definisco i miei piatti, non sono molto azzardati, rivedono questo. E siccome la clientela qui, abbiamo una fetta di clientela fissa e anche una clientela turistica, essendo, come hai detto tu, in piazza, in una piazza importante, accomodare i gusti anche dei turisti che sono abituati a tutt'altro non è molto semplice. Sì, bisogna in qualche modo confrontarsi, come dicevo prima, nei piatti e nella clientela. Abbiamo sicuramente una clientela locale e internazionale. Quindi effettivamente bisogna anche certe volte saper accontentare una clientela internazionale, dove un gusto magari locale potrebbe essere per loro un po' difficile da capire. Ecco. Esatto. Quindi tu li aiuti in questo. Esatto. Torno a ripetere, la salsa peverada ha un gusto particolare, capito? Cliente internazionale rimane un attimino un po' sbalordito, ecco. E quindi bisogna aiutarlo a entrare nel piatto, diciamo, tra virgolette. Ecco. Siamo partiti da un dolce, poi mi hai parlato di questa faraona. E un primo? Beh, un primo devo nominare per forza il risotto. Non è che posso terra del riso. Non è che posso fare anche perché poi tutto sommato anche qui intorno di risi buoni, certo, beh, Bielone Nano, zona Verona, non possiamo mica negarlo. Certo. Però ovviamente. E quindi i risi stagionali, quelli un po' esatto. con l'asparago piuttosto che. Adesso fra un po' incomincerà l'asparago, erbette selvatiche. Dovremmo metterci in moto per studiare qualcosa di particolare. Allora ci chiamerai, così vi faremo vedere in diretta un risotto. Un risotto sì, alle erbette, qualcosa di particolare. Va bene. Così poi vi spingeremo ad assaggiarlo.
Io direi di chiudere ovviamente anche con un omaggio a chi ha reso possibile tutto questo, un imprenditore, un gourmet, no? Certo, Come lo sì. chiamiamo? Parlaci di lui, perché l'avevo visto passare prima, però adesso si è un po' fissato. Casomai impegnato. dopo andiamo a vedere se riusciamo a recuperarlo. Ok. Però dici qualcosa Beh, di lui, visto che ci lavori a stretto contatto. Beh, Antonio Greggio è il proprietario del Fuel. Fatalità, Greggio, Fuel è un'assonanza caduta così per caso, no? Questo è un analogo molto carino e io lo dico sempre ai miei clienti, perché tutti tutto sommato dicono: ma siamo in una piazza, perché Fuel? Fuel in inglese significa benzina, no? Carburante. Quindi cosa succedeva? Lui ha creato questo ristorante qualche anno fa, indietro, di fianco a una pompa di benzina. E quindi ha fatto questa assonanza: carburante, energia per la macchina, cibo, energia per l'uomo, e ha chiamato Fuel. Poi una volta che si è spostato ha continuato a chiamarlo così, perché giustamente bisogna mantenere le proprie origini. Nelle esperienze che ho avuto ho trovato una grande differenza dal passato, rapportandomi con lui. Su certe cose mi ha anche rifatto appassionare e quindi c'è questo rapporto che prosegue e che ha degli obiettivi importanti, insomma, ecco. Questa cosa che torna sempre la passione, no? In questo lavoro io penso che se non c'è una passione che ti fa muovere, come diceva prima Davide, realizzare un piatto così a secco lo possono fare tutti, ma dentro non c'è nulla oltre gli ingredienti, no? No, c'è una componente del nostro sentire che è fondamentale, ma non solo per il piatto, per tutta l'atmosfera che si genera in questo ambiente lavorativo. Penso che di tutte le esperienze che ho avuto, questo ambiente lavorativo, quello del ristorante, abbia delle peculiarità particolari, perché c'è una base di convivenza delle proprie emozioni che è veramente profonda. Quindi si creano delle sinergie importanti tra la sala, la cucina, tra Direi il personale. Che comunque hai trovato un bel ambito di lavoro. Sì, è veramente un bel è un impegno, ambito, però dà anche delle è gratificazioni. impegnativo, ma la vita è impegnativa ed è bella per questo, insomma. Certo. E poi dico, voi siete qui che ogni giorno quando aprite avete questo affaccio, un po' di nebbia, un po' di sole, ma sempre comunque un affaccio. È una bella componente, perché io mi sono spostato da un'area di servizio che ho costruito col passare degli anni, però quando sono venuto in questo posto ho sentito che c'è qualcosa di speciale. E tra l'altro hai costruito questo bellissimo affaccio con queste vetrate che praticamente ci fanno stare quasi in Prato della Valle, e questo penso che ispiri anche Davide molto nelle sue ricette, prima si parlava anche di questo. Certamente. Bene, quindi io direi che abbiamo toccato un po' tutto, vi abbiamo un po' portato a conoscere questa realtà che magari già conoscevate, ma che comunque è più bello approfondirla. Esatto. E poi nel proseguo vedrete anche alcuni piatti della serata speciale che abbiamo fatto a quattro mani insieme con Silvia Moro, la mia collega. E quindi adesso non ci resta che chiudere con un bel brindisi. Cosa dite? Sì, Certamente. sempre. Eccoci qua. Grazie, quindi Grazie a lei. Cin Grazie a lei. al Fuel, Davide Di Rocco.